Picchi Catania, picchi io, a fare sta vita non la faccio più. Picchi Sicilia, picchi io, a stare così non la faccio più. E siamo tutti a me. Buongiorno a tutti da Giovanni e benvenuti sul mio canale dall'Otto Idea. Oggi siamo il 25 aprile del 2022, questo è il mese migliore per andare, il mese di aprile, maggio e giugno sono i mesi migliori per andare a effettuare le magotte, perché le piante sono in succhio, perciò la corteccia si stacca facilmente. Io sto andando a fare questa magotta perché poi ne farò anche forse un'altra del mio cacchio che ho qua io. E vedete, questo è il ramo, lo vado a fare qua, perciò il spessore del legno deve essere l'estrazione della corteccia all'incirca. Insomma, all'incirca dobbiamo fare un taglio, due tagli circolari da 3 cm che ora vi farò vedere. State vedendo? Questa è la branchetta, 1, 2 e una che c'è poi qua, questa. Poi bisogna poi allaghiamo quando sarà il momento, poi quando la mettiamo a dimora cerchiamo di allagare un pochettino e per darci un'imbaccatura, diciamo, a vaso. Per ora andiamo a fare la magotta. Ora vi faccio vedere che cosa utilizzo per la magotta e poi riprendiamo il video. Allora, per fare la magotta ho preferito utilizzare questo vaso che ho tagliato, questo vaso centrale così, qua e qua è dove va la pianta, dove va, diciamo, il ramo della magotta della pianta che poi andremo a legare. Ho fatto anche dei buchi, uno qua e qui sopra, andiamo a legare di queste legacce, diciamo, di fil di ferro rivestiti di plastica che troviamo nelle confezioni delle brioche, dei pancaré, insomma quello che abbiamo nelle diverse confezioni di biscotti. Io ho fatto anche questi 3 buchi, questo qua per sostenere la pianta, per sostenere all'altezza, diciamo, che noi vogliamo il vaso, così, che poi andremo a legare. Ora vi farò vedere. Io preferisco, ad ogni modo, voi potete fare così, potete fare anche una caramella con la confezione di plastica, delle biscotti, insomma qualsiasi tipo. L'importante è che andiamo a creare diciamo una caramella attorno alla magotta, con un baretto di tela che poi si formerà le radici. Allora, un consiglio che vi voglio dare io: quando andiamo a utilizzare il lettericcio, utilizziamo il lettericcio già bello concimato. Potete utilizzare anche il lettericcio universale, però io preferisco sempre di utilizzare sempre della tela del mio giardino, del compost immischiato e anche un pochettino di stalaio ovviamente maturo, ossia di equino o solo di coniglio, insomma di gallino. L'importante è che sia stagionato, che sì, quando sarà il momento che la pianta, la magotta, diciamo, che metterà radici, troverà delle sostanze nel terriccio, no? del vaso dove noi andiamo a far creare la magotta, diciamo o la caramella quella con la plastica, quella sia, o solo quel vaso. Ora andiamo a fare la magotta. Visto cosa utilizzo: il vaso tagliato, come avete visto riccio, quello che ho qua io, e ora andiamo a fare 2 tagli circolari all'incirca 3 cm. Dobbiamo lasciare all'incirca, che so, 2 cm, che poi andiamo qua a tagliare quando faremo il distacco. Perciò di qua a qua possiamo fare l'estrazione della corteccia. Andiamo a fare con il coltello 2 cecchi circolari. Mi sono avvicinato un po' perché poi potete vedere meglio. E uno di qua e uno di qui sopra, così.
all'incirca 3 centimetri. Senza intaccare molto, diciamo, il legno, così una cosa leggera, che poi piano piano, quando ora andiamo a staccare la corteccia, possiamo intervenire, no? Ora andiamo a fare un taglio verticale. Per quando è il taglio, andiamo a allargare piano piano la corteccia, state vedendo? Anche di qua, piano piano, senza rovinare il legno di sotto. State vedendo come si sbuccia bene? Perché questo qua è proprio il periodo. State vedendo come si è tolta la corteccia? Questa è la corteccia, che si è tolta facilmente. Ok, allora, ora io non utilizzo niente in particolare per far radicare la mangotta, né ormone radicante né niente. Allora, ora voglio spiegare una cosa. Molti forse non sanno, ma quando si fa una mangotta ci sembra che le radici le fa qua o le fa qua. Le radici le fa qui sopra, qua, dove abbiamo fatto il taglio della corteccia. Qua tutto attorno fa le radici, perché la linfa che sale dalle radici, la linfa grezza, che poi viene elaborata tramite le foglie del solo della clorofilliana, perché fa, se la linfa diventa ricca di zuccheri, scendendo, che distribuisce in tutta la pianta, scendendo qui trova un'interruzione, no? Perciò, essendo che trova questa interruzione, se non c'è niente si fa il callo, diciamo, si cicatrizza da sola, ma se c'è, che so, ci mettiamo noi il terriccio, la pianta cerca di emettere radici e moltiplicarsi. Così avviene la maggotta. Va bene, detto questo, ora io mi allontano un pochettino, così vi faccio vedere meglio quando vado a mettere il vasetto per la maggotta. Ora andiamo a mettere il vasetto, l'abbiamo fatto vedere poco fa, tagliato con i buchi qua, ora andiamo a mettere il fil di ferro, andiamo a mettere così. State vedendo? Così. Poi di qua centrale all'incirca dove si creano le radici. Ora andiamo a mettere questi fil di ferro plastificato e andiamo a chiudere. Prima di tutto dobbiamo chiudere di sotto, in modo che il vaso non si muove più. Così, state vedendo? Lo mettiamo dritto con quello di sopra e andiamo a stringere così. Così non si muove più il vaso. Andiamo a mettere questo centrale, a chiudere qua, 1, 2, così. Poi voi potete utilizzare anche, potete fare anche, che so, una caramella con la busta di plastica, insomma dobbiamo creare, diciamo, un paletto di terra attorno a dove abbiamo tolto la corteccia, così, e andiamo a chiudere così, state vedendo? Come se fossero punti, diciamo, così. Ora che facciamo? Con questi fil di ferro che io ho fatto, dobbiamo cercare di legare, di fare stare fermo qui nei rami, così. No, non stretto stretto, giusto, in modo che il vaso non si muove facilmente. Questo lo mettiamo qua, così. Dobbiamo creare insomma, una posizione del vaso in modo che non si muove molto, sia dal vento e altre cose. E poi quando sarà il momento, poi questo lo togliamo, giusto? Ci viene più facile. Va bene, e questo qua lo facciamo anche qua. Dobbiamo creare, diciamo, un triangolo così nel vaso in modo che non si muove. Ora poi andiamo a mettere il terriccio, la sistemiamo bene. Questo lo facciamo così.
Ok, state vedendo? Già abbiamo creato la posizione per la mancotta. Ora andiamo a mettere il terriccio. Ora mettiamo il terriccio. Pressiamo un pochettino in modo che aderisce bene sia sotto che non scenda i fori che ci sono di sotto, e sia anche nel punto dove abbiamo tolto la corteccia, che poi quando sarà il momento pratica. Pressiamo un altro poco, ora vi faccio vedere poi meglio. Dopo non so come appoggiare la videocamera di sopra, ora ve lo faccio vedere poi. Ora andiamo a mettere un pochettino di ebba, un pochettino di paglia per fare una pacciamatura in modo che il sole non asciughi prima, diciamo, il terriccio che c'è qua. Così si tiene l'umidità, diciamo, va? Mettiamo un pochettino di paglia in modo che creiamo una pacciamatura, e così si tiene il terriccio, si tiene più umido. E noi ora ogni 2 giorni, 3 giorni andiamo a buttare l'acqua. Il terriccio insomma lo dobbiamo tenere sempre umido. Ora andiamo a mettere l'acqua per la inzuppare bene finché quando scende di qui sotto. Questa è tutta l'acqua che si butta di fuori, ancora ne dobbiamo mettere. Semplicemente la mettiamo anche un pochettino dritta. La inzuppiamo bene bene finché quando scende dei fori di sotto del vaso, così sappiamo. E noi ora ogni 2 giorni, 3 giorni ci dobbiamo buttare dell'acqua, così, e teniamo sempre il terriccio umido. Va bene, ora piano piano poi la butto. Ora vi faccio vedere meglio. State vedendo, ci ho fatto la pacciamatura, ora si mantiene sempre umido. Ora ne farò sapere, queste sono le branchette come vi dicevo io, poi quando sarà il momento poi ci diamo una bella imbaccatura e creiamo una pianta di cacchi. Bene, ora aspetto 5-6 mesi fino a settembre-ottobre. Vediamo come si comporta la pianta, quando radice fa, e poi valuterò se fare il distacco o aspettare. Ci vediamo il 7 di agosto del 2023. Questa è maggotta che io ho fatto della pianta di cachi. Io ne avevo fatto una qua e una quella là, che vi farò vedere. 1 e 2, perciò io sto facendo questo aggiornamento perché verso novembre ho guardato che se prima di fare il distacco se aveva delle radici, invece aveva solamente il callo, perciò l'ho dovuto lasciare per non rovinare la maggotta. Ho dovuto lasciare ancora un altro anno, e è trascorso un anno e il 25 di agosto fa 1 anno e 4 mesi, perciò ora io le lascio stare fino all'anno che viene, prima della ripresa vegetativa, che poi speriamo che da callo emetterà radici, perciò sono state quasi 2 anni. Poi quando farò il distacco poi vi vedete che se è radicato o no. Vedete, questa è la maggotta. Questa qua ovviamente il tronco è cresciuto, ho messo la bottiglia tagliata in modo che ci metto l'acqua e piano piano assorbe il vasetto. C'è il sole, vede un pochettino male a riprenderla. Va bene, questa qua è l'altra maggotta, come vi ho detto io, state vedendo che ho fatto. Un attimino che mi sposto, questa qua
ora salgo così vi faccio vedere bene. Questa era la tabaccotta che io avevo fatto prima quella là e poi ho fatto questa cosa. Ho messo la bottiglia e così metto l'acqua e piano piano la terra del vaso si assorbe l'acqua. Una volta che tanto controllate il fil di ferro, se la pianta si strozza, diciamo, perciò ha rallentato un pochettino il fil di ferro. Speriamo che quest'anno emetterà radici. Qua il tronco qua, qui sotto è un pochettino secco e più fine, invece di sopra invece è più grosso, perciò sicuramente sta andando avanti. Questo ancora non si sa. Ora aspettiamo che passa questa intera stagione, verso gennaio, febbraio, marzo, vediamo. Vedo se ci sono radici e farò il distacco e concludo il video. Ora non ci resta che aspettare. È arrivato il momento di andare a fare il distacco delle due macotte della pianta di cachi. Come ho detto dagli aggiornamenti, oggi siamo il 17 di gennaio del 2024, perciò da quando li ho fatti, che era il 25 di aprile del 2022, perciò sono trascorsi 1 anno, 8 mesi e 23 giorni. Li ho lasciati stare, come ho detto io nel video, li ho lasciati stare perché avevo il calo. Ora andrò a fare, li ho lasciati stare insomma quasi 2 anni. In aprile di quest'anno fa 2 anni, il 25 di aprile. Perciò, come ho detto, l'ho lasciato stare perché avevo il callo e ho fatto passare, diciamo, un'altra stagione. Già la pianta è in riposo vegetativo e ora andrò a fare il distacco di una, di questa e di questa che c'è qua, e poi andiamo a vedere se dentro ci sono le radici e farò il rinvaso. Una volta eseguito il distacco, come potete vedere, una questa era là di sopra e questa qua era qua. Guardate che ancora c'è il taglio, vedendo qua. Ora andiamo a rinvasare. Mi sono messo dentro serra qua perché fuori c'è un po' di vento, perciò mi spavento se l'audio non si sente. Allora, ora andiamo a aprire la prima macotta. Ovviamente poi dobbiamo dare una potatura o informazione, questo lo vedremo dopo. Togliamo questi qua, vediamo quando radici in queste quasi 2 stagioni che è rimasta sulla pianta, quando radici ha fatto. Ovviamente ora togliamo l'erba, vediamo, questa la mettiamo qua, togliamo l'erba. State vedendo? Come radici, molte radici non ce n'ha molte, però guardate, già questo è tutto il caldo che si è creato. State vedendo? Queste sono delle piccole radichette che ora noi andiamo a mettere nei vasetti, questi vasi un pochettino più grandi, e vediamo se in futuro la pianta va avanti. Allora, questa è la prima, la mettiamo qua piano piano. Ora facciamo la seconda, vediamo quando radici c'è. Qua
pianta. Quando andiamo a mettere questo qua, il fil di ferro questo per tenere il vaso, stiamo attenti a controllare sempre se la pianta si strotta. Tutto ciò che io l'ho rallentata, guardate, si è fatta già, diciamo, la forma del fil di ferro. E 1 e 2, questa la mettiamo qua per ora. Vediamo, ovviamente queste sono tutte le radici dell'erba, questa qua. Però queste sono tutte le radichette della magotta, guardate quante radichette che c'ha. Tutto ciò sono piccolini, però di queste radichette ora la pianta in questo vaso cresce. E sono tutte delle piccole radichette attorno, state vedendo? Va bene, ora andiamo a mettere in questi vasetti, appoggiamo qua piano piano. Andiamo a mettere così. Andiamo a mettere questa qua così piano piano. Possiamo decidere di tagliare anche un altro po' di rametto. Così, state vedendo? Lasciamo all'incirca 1 centimetro e questa la mettiamo così. Ovviamente poi ora noi la dobbiamo mettere o qualche tutore appoggiata di qualche posto, in modo che il vento non la butta per terra, perché ancora le radici sono deboli. Non pressiamo molto perché ancora ci sono le radici piano piano, una cosa leggera, tanto per fare aderire un po', diciamo, la terra vicino alle radici, vicino all'apparato. Ora qua andiamo a buttare un pochettino di acqua, andiamo a mettere un po' di tutto ciò che è questa terra che ho qua io, è sempre una terra concimata, c'è del compost, insomma, stallato, stagionato, insomma. Ho messo un pochettino di stallato con pellet, così quando andiamo a mettere poi ora un pochettino di acqua, così andiamo a mettere un pochettino di acqua e ora poi la mettiamo un pochettino all'ombra dove non ci batte molto il sole per ora, per i primi giorni, diciamo, perché si è creato, diciamo, ora, diciamo, la pianta si è creata, diciamo, un trauma, no? Che è stata distaccata dalla pianta madre, però ora lei se la deve cavare da sé, diciamo, con quei piccole radichette che c'ha. Spero che va avanti. E ora farò anche questa qua, è inutile che io prolungo il video. Ora vi faccio vedere un pochettino più alto come è nato, vi dico anche come si può potare. Questa qua è la magotta di caiche, questa è la seconda, quella che è là, poi ovviamente farò una potatura. Ora l'unica cosa che noi dobbiamo fare è di togliere questi rametti che ci sono basali, questi qua, fino a una certa altezza che noi vogliamo, diciamo, andiamo a capitozzare. Diciamo, bisogna vedere quando la vogliamo alta la pianta. L'insolito si dà da 80 cm a 1 metro, bisogna vedere come vi piace, diciamo. Più bassa è la pianta e più facile, diciamo, viene a raccogliere i frutti. Però siccome qua ci sono questi branchetti che si debbono togliere, perciò io penso di tagliarla qua, di togliere questo qua, questa punta, e lasciate questi branchetti 1 2 3 4 e 5, e anche questi qua di qua a fino a qua, e questa la vado a togliere. Così questi qua sono i primi rami principali, così di qua in poi la pianta non cresce più. Questa la togliamo, e questi qua tutto di qui sotto fino a là li andiamo a togliere. Questo è il momento migliore perché la pianta va in riposo vegetativo. Ora io la vado a mettere di un posto un po' riparato, ovviamente andrò a mettere qualche tutore, ora un pezzo di legno, per andare a
a mettere il ramo, diciamo, la pianta dritta, che è un pochettino curvata, diciamo, e quella farò altrettanto. Va bene, allora io vi ho fatto vedere quanto tempo ci vuole per fare una macotta di carica. Ho fatto passare quasi 2 stagioni. Ora speriamo che va avanti con queste piccole radichette, questa e quella là, speriamo, non si sa, può darsi che si vede tutto quest'anno. Quando la pianta ora ovviamente in primavera comincia, diciamo, a aprirsi le gemme, a fiorire, e poi si vede quando va in riposo vegetativo, se ci va, insomma, che è bella verde, o se no secca. Ovviamente questi qua, perché se non produce, diciamo, se non si dà avanti con quelle piccole radichette, la pianta muore. Ovviamente saranno tutti i nutrimenti del ramo. Ora non si sa, aspettiamo tutto quest'anno e poi farò casomai un aggiornamento. Va bene, allora io ho concluso il video, vi ho fatto vedere queste 2 magotte di caichi. Questa è la varietà di caico caco ragno. Ho fatto anche diverse macotte che potete trovare sempre sul mio canale, e niente, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi piace mettete mi piace, condividete, commentate, al più presto vi risponderò. Se non siete iscritti sul mio canale iscrivetevi, così quando carico un video sarete aggiornati. Un abbraccio a tutti da Giovanni, ci vediamo ai prossimi video, ciao e una buona giornata, ciao.